Eccoci di nuovo insieme in questa seconda parte della puntata. Affrontiamo un argomento che è determinante per l'economia del nord-est, ovvero l'allevamento e la zootecnia. Siamo tra i principali produttori di carne, sicuramente come Veneto, e abbiamo ospite con noi questa mattina Giuliano Marchesin, che è direttore dell'Unicarve. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti i telespettatori. Unicarve, che rappresenta circa 870 imprese venete nel settore della carne, che allevano circa 300.000 bovini, quindi possiamo dire che il Veneto è una regione di peso in questo settore. Beh, assolutamente sì, eravamo i primi e speriamo anche di rimanerlo ancora rispetto al Piemonte e poi alla Lombardia. Certo che dobbiamo creare diciamo così, le aspettative per gli allevatori, le giuste aspettative, in maniera tale che rimangano a fare questo tipo di attività, che è sempre più difficile, soprattutto in un contesto come quello che stiamo vivendo adesso, di nuova politica agricola comunitaria e anche di tanta burocrazia che impone le perdite di tempo per gli imprenditori e gli allevatori all'interno delle aziende. Ecco, i problemi del settore zootecnico sono un po' i problemi del paese sostanzialmente, quindi risolvere i problemi di questo settore vuol dire risolvere anche un po' i problemi del paese. Parlava di burocrazia, parlava della competizione internazionale anche nel settore delle carni, delle regole di trasparenza e di qualità, sono questi i temi grossi che interessano il settore. Sì, infatti diciamo che la lingua batte dove il dente duole, ovvero noi è da un po' di anni che ci siamo impegnati con la Regione Veneto per riuscire a promuovere il prodotto carne, che oggi viene venduto in maniera indifferenziata nei banchi al taglio. C'è solo l'etichetta dell'origine, ma sostanzialmente non si sa se è un giovane vitello, se è un vitellone molto adulto, cioè che ha superato anche i 22-23 mesi, non si sa qual è l'allevatore che l'ha prodotta, cioè l'indirizzo dell'azienda, e noi contavamo di poterlo fare questo soprattutto con il marchio qualità verificata, cioè il marchio della Regione Veneto. Però la burocrazia, Bruxelles non c'è ancora, in questo caso l'Unione Europea non ci ha dato il via libera, perché sono stati depositati i disciplinari. Ci sono state diciamo così, delle richieste di informazione da parte dell'Unione Europea e da un anno a questa parte non possiamo ancora utilizzare il marchio perché l'Unione Europea non ha dato la risposta. Ecco, marchio appunto qualità verificata è il marchio che vorreste utilizzare, che riguarda proprio il prodotto veneto. Perché è così diverso consumare carne prodotta con questo sistema in Veneto? Come viene prodotta la carne qui? Ma diciamo che c'è già l'eccellenza. Il disciplinare che è stato fatto con la Regione Veneto porta sulla carta l'eccellenza delle aziende di allevamento, cioè codifica il sistema di allevamento, lo rende noto e ognuno poi lo può consultare all'interno del sito internet della Regione Veneto. Il disciplinare in questo caso non è che fa la differenza con la qualità, perché noi già oggi diamo la qualità, ma ci consente di identificare quel tipo di prodotto, quel tipo di qualità di carne con un marchio, in questo caso un marchio istituzionale, perché ovviamente si fa molta fatica, anzi è quasi impossibile riuscire a entrare con dei marchi privati all'interno della grande distribuzione organizzata, perché prima viene il marchio privato della grande distribuzione e dopo tutto il resto. Quindi Senta, prima di cominciare a capire che differenze ci sono tra la carne veneta e quella altro tipo di carne che può circolare, diciamo, facciamo una grande differenza. La carne che si trova in macellerie e quella che si trova nei supermercati è diversa? Ma allora, la carne è tutta rossa. È tutta rossa. Partiamo dal presupposto che la carne è tutta rossa. Poi la carne viaggia obbligatoriamente con le 4 informazioni classiche: dove è nato il bovino, dove è stato allevato, dove è stato macellato, dove è stato sezionato. Quando noi troviamo le prime 3 informazioni che riguardano uno stesso paese, significa che quel bovino è nato, è stato allevato e macellato in quel paese. Faccio un esempio: nato Francia, allevato Francia-Italia, macellato Italia, sezionato Italia. Significa che quel bovino ha soggiornato nelle aziende venete, in questo caso, visto che parliamo di Veneto, però non sappiamo per quanto tempo. Ecco, noi riteniamo che per produrre carne, passando dalla fase di allevamento allo stato brado, che è quando il vitello nasce sotto la vacca nutrice, che quindi può mangiare l'erba, eccetera, che non dà la buona carne l'erba, no? Ma sono i cereali che danno la buona carne. Passato quel periodo noi riteniamo che con 5 mesi
i maschi e 4 mesi le femmine nelle stalle dei nostri allevatori, quindi alimentati con cereali di prima qualità, possano dopo, raddoppiando quindi il peso, quindi la produzione di carne, dare un prodotto eccezionale. Ecco, una cosa che probabilmente già i bambini fanno fatica a capire quando vedono la scatola del latte che è prodotto da una mucca. Lei ha detto adesso una cosa ancora più difficile anche per i consumatori da capire, cioè che se una mucca va al pascolo in mezzo all'erba in realtà non dà una buona carne, dà buon latte? Ci sono diversi... abbiamo le vacche nutrici che si dedicano a fare i vitellini e a lattarli perché nutrono i vitelli e non fanno latte perché il latte viene riservato appunto ai vitelli. Ci sono le vacche da latte che invece sono delle macchine da guerra perché fanno un'ottima produzione di latte perché la selezione genetica ha portato quindi ad avere delle strutture, questo tipo di conformazione, delle mamelle fatte bene. E quando noi diciamo che l'erba non fa la carne è perché il vitello, che ha bisogno comunque di stare al pascolo quando nasce, anche perché costa meno alimentarlo e è in un ambiente naturale, tenerlo troppo poi soffre perché ci sono i parassiti, l'acqua debeverata non sempre è garantita che sia pulita. Certo. Gli agenti atmosferici non fanno bene perché anche noi quando piove cerchiamo di ripararci, non è che siamo molto soddisfatti o contenti di stare sotto l'acqua. Ecco, e poi il movimento che fa nel campo, le corse, si spaventa anche quando arriva l'uomo perché tenuto libero lo tiene a distanza, in quel caso là i muscoli si robustiscono e la carne non può essere tenera. Certo. Allora noi assistiamo a dei fenomeni che se dopo vuole ne parliamo, che sono quelli degli Stati Uniti d'America. Sì, me lo dica subito, già che ci siamo, così poi non perdiamo l'argomento. Cosa vuol dire? Ecco, visto che tra l'altro l'Unione Europea ha fatto anche un accordo commerciale con gli Stati Uniti d'America. Abbiamo dato ieri la notizia anche del San Daniele che ha preso la direzione degli USA, ecco, bene. del prosciutto. Gli USA ci portano quella carne che dovrebbero, anzi devono portarci quella carne controllata di alta qualità, così dicono, che non può essere estrogenata. Loro negli Stati Uniti hanno dato il via libera per l'utilizzo degli ormoni per la crescita dei bovini. La Food and Drugs Administration. Esatto, il loro organismo di controllo sanitario. In Europa questo è una pratica proibita ed è penale, cioè praticamente chi la fa subisce dopo anche le relative condanne. Quindi la carne che ci manderanno? Loro devono mandarci carne di alta qualità. Non estrogenata. Assolutamente. Ecco, meno male, perché è una cosa come facciamo a controllare? Siamo riusciti a superare da più di 2 decenni ormai. E come facciamo a controllare? Siamo sicuri che arriva quella perfettamente a posto? Per carità, sicuramente chi fa le importazioni starà ben attento a produrre le certificazioni adeguate, eccetera. Però noi stiamo assistendo, e apro una piccola parentesi a livello europeo, sempre in relazione diciamo così, alle informazioni ai consumatori, stiamo assistendo a un atto che riteniamo indecente, tra virgolette, dell'Unione Europea che vuole abolire l'etichettatura facoltativa delle carni bovine. Ovvero, l'etichettatura facoltativa delle carni bovine impedisce all'industria del malaffare, l'industria dell'anonimato, di dare delle informazioni di fantasia, fasulle, per convincere i consumatori a comprare quel prodotto piuttosto che un altro. Ecco, questo è un dramma. Ci sono delle pressioni altissime stiamo lavorando da tempo per evitare che ciò succeda, ma le lobby dell'industria dell'anonimato sono molto potenti. Finora siamo riusciti a bloccare l'atto. Speriamo che il ministro Lorenzin, speriamo che il ministro De Girolamo riescano a convincere i loro colleghi e colleghe degli altri paesi a mantenerla, anche perché è facoltativa, quindi non si capisce chi ha partorito, ovvero sappiamo che il gruppo di alto livello che probabilmente nelle stalle ci va molto poco e non sa nemmeno come sono fatti i bovini, no? Ma non ci spieghiamo il perché questo accanimento contro l'etichettatura facoltativa delle carni bovine, che uno se vuole la fa, se ne fa a meno. Però non averla, c'è la possibilità che domani mattina un tizio del Canada, dell'Australia o della Cina ci manda qua un pezzo di carne e ci scrive su che il bovino aveva i peli biondi, gli occhi azzurri e i corni attorcigliati. Tra l'altro abbiamo visto il disastro che è successo con il fatto per esempio che succede nelle merci che non sono alimentari, che vengono fatte sbarcare nei porti greci, per esempio europei, e di lì diventa prodotto europeo, che non succeda la stessa cosa con la carne sostanzialmente, perché lì il problema si fa serio. E anche perché c'è da dire che nel momento in cui vengono date delle informazioni
Dovremmo avere i veterinari che prendono l'aereo e vanno in quel paese a controllare se sono effettive, se sono vere le informazioni. Chi è che lo fa? Che non ci sono neanche i soldi per andare fra poco a controllare nel territorio cosa succede e cosa stanno facendo. Quindi ecco, questa è la nostra preoccupazione, perché da una parte l'Europa dice che l'agricoltura va sostenuta eccetera, dall'altra però ci propina dei regolamenti che sono assurdi, ci dice anche il calibro del riso, certo. Quanti millimetri deve essere. Senta, ma come si combatte tutto questo? Abbiamo delle armi, tra poco tra l'altro ci saranno le elezioni europee e anche se non abbiamo ancora i nomi dei candidati, comunque una nuova pattuglia di parlamentari sarà chiamata ad andare a Bruxelles e a Strasburgo. Che cosa volete dire loro? Quali sono le istruzioni per l'uso per questo settore? Ma è necessaria una riforma del sistema europeo, dell'Unione Europea, perché comandano i tecnocrati, i politici non comandano. Sì, cioè sì. si trovano a votare dei provvedimenti che poi vengono emendati, che entrano più o meno come succede anche nel nostro Parlamento nazionale. Una discussione che riguarda anche nel nostro paese. Entrano con delle prerogative, ne escono con altre e a volte sfiorano l'assurdo, insomma, ecco. Adesso la nuova PAC ha regolamenti che stampati fronte e retro occupano uno spazio del genere di carta, quindi è una cosa assurda. Probabilmente professionisti, consulenti, commercialisti dovranno lavorare molto per capirla anche loro e dopo riuscire a metterla in pratica per fare le domande agli agricoltori in genere, perché è una cosa inaudita. Soprattutto anche le decisioni dovranno essere prese a livello nazionale, che tra l'altro adesso c'entra la conferenza Stato-Regioni e quindi ogni regione è impegnata a portare a casa il massimo e quindi le lascio immaginare le notti dei lunghi coltelli per riuscire a spartire la fetta. Succede quello che è successo per le quote latte, è una cosa simile? Ma diciamo no, le quote latte lì diciamo è un pasticcio italiano che si è trascinato negli anni, lì la zootecnia da latte è stata svenduta per altri settori, altri interessi dei nostri ministri di allora, perché noi abbiamo paesi europei che producono che hanno una quota diciamo superiore alla produzione che fanno, mentre l'Italia ha una quota inferiore alla produzione di latte. Quindi sì, ma adesso il Veneto, che è la prima regione che produce, potrà avere più voce in capitolo di una regione che ne so, magari non ha nemmeno un allevamento. Ma purtroppo i regolamenti comunitari sono uguali per tutti. La discussione che viene fatta soprattutto dai tecnici, i politici si trovano a decidere in ultima battuta, tentano di cambiare qualcosa ma difficilmente, insomma, ecco, come anche l'esempio dell'etichettatura facoltativa. Il Parlamento in prima seduta l'ha abrogata per 8 voti, tra l'altro di 8 parlamentari italiani, che qualcuno ha detto ma sì, io sapevo, ma come se sapevi? Abbiamo scritto a tutti ma non leggono neanche le lettere a volte. Abbiamo avuto la pattuglia dei parlamentari veneti che si è impegnata moltissimo, ricordo Mara Bisotto, Giancarlo Ci siamo fatti Scottà. del male con le mani nostre praticamente. Ci siamo fatti del male con le mani nostre, sì, perché bastavano 8 voti in più degli italiani e oggi non staremo qua a discutere sull'abrogazione dell'etichettatura facoltativa, insomma. Mamma mia. Allora, tra pochissimo abbiamo una piccola pausa pubblicitaria, ma tra pochissimo torniamo anche per far capire ai consumatori che invece di fare uno slalom come possono trovare carne di qualità dal supermercato al ristorante con Giuliano Marchesin che ci farà da consulente questa mattina. Tra pochissimo. Rieccoci insieme, siamo con Giuliano Marchesin che è il direttore di Unicarve, che rappresenta le aziende che producono carne in Veneto o che allevano bovini in Veneto e insomma e non soltanto bovini, penso. Sì, bovini, tori, chiamiamoli tori. Ah, tori, ecco. Tori. E stiamo cercando di orientarci un po' nel settore della carne. Abbiamo parlato delle tante difficoltà con cui questo settore sta facendo i conti anche sul versante della politica in Italia come in Europa, ma in questi
minuti che ci rimangono vorrei concentrarmi anche un po' dalla parte del consumatore, perché abbiamo parlato, abbiamo detto giustamente, il Veneto sta cercando, da anni ormai si è indirizzato sulla strada dell'alta se non altissima qualità e sta promuovendo un marchio che tra l'altro parla di qualità verificata, trovando l'ostacolo dell'Unione Europea. Però come fa un consumatore a scoprire come trovare della carne di qualità, sapendo appunto, come abbiamo detto nella prima parte della puntata, che anche dall'etichettatura è difficile trovare un orientamento? Ma allora, noi stiamo mettendo in pratica i principi del nostro Presidente, no? Che da anni sta proponendo, no? In tutte le sedi, che è Fabiano Barbisan, Presidente di Unicarve, che dice che dobbiamo dare un nome alla carne bovina prodotta in Italia. Allora, per dare un nome alla carne bovina prodotta in Italia, cioè renderla riconoscibile, ovvero fare in modo che si riesca a capire cosa si mangia, così come riusciamo a capire cosa si beve, perché il vino ha delle etichette, no? Ecco, noi vorremmo che venisse applicata correttamente l'etichettatura facoltativa delle carni bovine nelle macellerie, quindi in tutte le macellerie, e soprattutto ciò venisse fatto anche nei ristoranti. Perché, spiego, se un consumatore, facciamo una prova, no? Un consumatore parte questa mattina, va a comprare un chilo di carne, va in macelleria, stiamo parlando di macelleria al taglio dove non c'è il preconfezionato, quindi è sul banco, lui dovrebbe trovare la carne esposta e il certificato di etichettatura esposto, ovvero sulla carne ci dovrebbe essere un segnacarne colorato, uno spillo rosso, e lo stesso spillo rosso dovrebbe essere sul pezzo di carta appeso al muro, in maniera che il consumatore legge il documento e vede che, non so, il bovino è nato in Francia, allevato Francia-Italia. E questo succede adesso, no? Ecco, è una proposta che facciamo ai consumatori, fare una prova se stamattina vanno a comprare la carne, no? Quindi devono cercare la corrispondenza. Per carità, il macellatore correttamente prende la certificazione, quindi l'etichettatura in questo caso obbligatoria, la mette sul banco e dopo chi vuole può chiedere informazioni, ma è lui che dice: ah, questo pezzo di carne qua corrisponde a quello. A me piacerebbe poter trovare un bollino che lo dica sinceramente. Il segnacarne, esatto, il bollino sul certificato. Vabbè, per i pesci per esempio già si va meglio, perché almeno c'è scritto allevato Grecia, prodotto, cioè effettivamente per i pesci esiste qualcosa del genere, ecco, quando si va al banco del pesce, ma anche no? Per la carne dovrebbe essere la stessa cosa. Tra l'altro con l'etichettatura facoltativa, oltre ad avere le 4 informazioni obbligatorie, paese di nascita, allevamento, sezionamento e macellazione, potremmo avere anche il sesso del bovino, se è maschio o femmina, che è importante. Se in macelleria troviamo scritto vitellone o scottona, bisogna che quella macelleria là aderisca a un disciplinare di etichettatura, che vuol dire che è controllato, l'informazione è controllata, ovvero il mangimificio è controllato, l'allevamento è controllato, il macello è controllato, il punto vendita è controllato, in base a un disciplinare e con il controllo di un ente terzo. In questo caso c'è la possibilità anche di vedere nome e cognome dell'allevatore, quindi sapere da dove arriva la carne. E un domani dire: ma la carne di Tony era più buona di quella di Beppi, ecco, tanto per fare. Senta, costa di più la carne veneta rispetto ad altre carni prodotte, che ne so, nei paesi vicini? O... Assolutamente, costa meno la nostra. Costa meno? Sì, costa meno. Costa meno anche perché diciamo, le tecniche di allevamento hanno raggiunto dei livelli ottimali. La differenza la fa il costo della burocrazia, la direttiva nitrati, i controlli, la sanità e tutto ciò che non riguarda direttamente l'acquisto del vitello e l'alimentazione. Quello è il di più. Quella è la tassa, diciamo, occulta che si paga anche lì. Che ci trasciniamo e che ci rallenta notevolmente, insomma, ecco. E quando andiamo al ristorante, per capirci, anche lì è una giungla, lì bisogna fidarsi? C'è da divertirsi. Perché? Ma non lo dico, diciamo così, contro i nostri amici ristoratori, gli agriturismi o altro, perché loro fanno il loro mestiere e giustamente offrono dei prodotti che acquistano e che dopo esibiscono. E non c'è un'abitudine a una tracciabilità, ovvero ci sono pochi ristoranti che mettono addirittura, non so, i presidi slow food oppure qualche altra informazione. Ma sarebbe bello che i ristoranti esponessero, come del resto succede in Francia, che è obbligatorio, la tracciabilità per la carne, in maniera tale che io,
come dice il mio presidente, so le scarpe, la marca delle scarpe che porto, ma non so la bistecca che ne ho nel piatto, no? E quindi di conseguenza dovrebbe essere anche in questo caso un certificato che dice se la carne arriva dall'Irlanda, dall'Argentina, dall'Australia. Allora io consiglio sempre chi va al ristorante a mangiare carne di provare, di chiedere, no? Ordina la bistecca, dopo da dove arriva la carne? La prima risposta dal macellaio dietro casa. Poi se si entra un po' più in profondità, no? Conoscendo un po' anche le catene distributive del prodotto, e si chiede ma portami la carta che mi fa vedere da dove arriva la carne, allora lì ci si diverte perché le difficoltà per avere la carta sono insormontabili. Se volete male a qualche ristoratore a questo punto... Ma per carità, allora, diciamo per prima cosa che la carne è tutta buona, ok? Cioè quella che viene proposta, per forza di cose deve essere verificata. Però sarebbe bello sapere da dove arriva. Così, cioè, se uno ordina una bottiglia di Amarone piuttosto... Ma io credo che questa cosa da noi, dalle nostre parti perlomeno, sia abbastanza entrata nel DNA delle persone che ormai sono abituate ad avere la tracciabilità su quasi tutto. Il problema è farlo entrare nella testa di chi sta lì all'Unione Europea. Perché il vino sì e la carne no? Addirittura l'acqua minerale. Io dico sempre quando parliamo di temi che trattano di agricoltura che l'Italia diciamo che dovrebbe essere ascoltata di più visto la sua tradizione e anche vista la fama che ha nel mondo il Made in Italy nell'agroalimentare. Invece facciamo sempre la parte della Cenerentola. Non solo dovremmo essere ascoltati di più e non lo siamo, ma abbiamo tutto il mondo contro, perché tutto il mondo ha altri tipi di modi di produrre, magari su territori vastissimi o produrre quantità grandissime di ogni tipo di cosa sostanzialmente, quindi noi abbiamo dei bei nemici in giro per il mondo. Sì, che tra l'altro ci fanno anche concorrenza. Poi però vengono a mangiare qui. Sì, quando vogliono mangiare bene vengono a mangiare da noi, anche perché abbiamo una buona cucina. Però insomma 60 e passa miliardi di Italian sounding in giro per il mondo sono un peso, cioè, potremmo fare ancora più economia e aumentare anche i posti di lavoro, che tra l'altro l'agricoltura è l'unico settore che li ha aumentati, anche perché nonostante la crisi tutti sono usciti col trattore per seminare, per arare i campi, per fare tutte le pratiche culturali, quindi è un settore che va aiutato, ecco. Quindi il richiamo forte è alla burocrazia, cioè cercate di darci una mano. Se adesso la Regione Veneto prende per la gola Bruxelles e costringe Bruxelles a mandarsi il parere positivo per il marchio qualità verificata, noi potremmo a breve, nel giro di pochi mesi, poter comunicare al consumatore, anche da canali come il vostro, che è arrivata la carne a marchio qualità verificata e fare in modo che chiunque andando in macelleria può riconoscerla, perché d'obbligo dopo ci sarà uno spazio riservato a questo tipo di carne, che è sempre la solita nostra, ma che non si confonde con quella che arriva dall'Australia, dall'Irlanda, dall'Argentina, dal Brasile. Anche perché effettivamente, anch'io sono stata recentemente a fare una visita al Parlamento, sono stati sottoscritti accordi commerciali in tutto il mondo, con l'Asia, col Canada, con gli Stati Uniti, e questo vuol dire che noi possiamo esportare, ma anche perché noi possiamo ricevere questa merce. Dal Nebraska. Stiamo per avere proprio tra i supermercati, i ristoranti, nelle nostre tavole sostanzialmente carne che arriva da lontanissimo, sempre più lontano, con problemi, come ci diceva Marchesin, diversi come quelli degli Stati Uniti d'America. Abbiamo solo un minuto, ma la carne nostra la portiamo anche fuori o ce la mangiamo tutta qui? Ce la mangiamo tutta qui perché noi siamo importatori netti, importiamo il 42% di carne dall'estero, ecco perché abbiamo bisogno di identificare la nostra. Quindi il nostro Presidente Barbisan dice diamo un nome alla carne, ma per comunicarla poi al consumatore. Grazie a Giuliano Marchesin di essere stato con noi questa mattina e al nostro pubblico di averci seguito finora. Noi ci vediamo prossimamente anche con le novità di questo settore. Ancora grazie, buongiorno. Grazie. Buongiorno.